Amici del campionato juniores, appassionati dell'Athletic Club Palermo, un caloroso benvenuto a tutti dal Pietro Pisani di Palermo, pronti per assistere alla settima giornata del campionato regionale Under 19 Girone B. Tenuta da dietro, palla per Ingallina, se la porta avanti con la spalla, poi calcia verso la porta! Cristian Ingallina e 1-0 per l'Athletic Club Palermo. Posizione di Ingallina, palla ribattuta ed è ancora buona per Arcoleo che gioca sullo stretto con Clemente, palla poi buona per Alessi, gioca bene l'Athletic, conclusione con il mancino di Ingallina. Parte il numero 6, mette il pallone in mezzo, occasione colossale per lo Sport Palermo. Infatti 4 gli uomini in barriera per Di Martino, la rincorsa di Tarantino deviata dalla barriera, sarà calcio d'angolo. Di Martino, fallo laterale battuto con Arcoleo che qui sbaglia, la trova ancora Perez che calcia, vola Di Martino e mette in calcio d'angolo. Pallone messo in mezzo, va giù in aria un giocatore dello Sport Palermo e calcio di rigore. Parte Tarantino, bel calcio di rigore, bella realizzazione, torna in partita lo Sport Palermo con la rete dagli 11 metri. In possesso di palla lo recupera Arcoleo senza fallo e parte in contropiede, allarga a destra dove c'è Alessi che entra in area di rigore, punta l'avversario, Alessi può calciare da lì, il tris dell'Athletic Club Palermo con la rete di Alessi su una ripartenza. Lancio lungo più a Tarantino che si fa spazio in aria, calcia tra le mani di Di Martino. Parte Uzzo, basso nell'angolo del portiere, la parata di Di Martino. Avanti c'è Caruso che punta gli avversari, entra in area di rigore, Caruso, la conclusione che finisce fuori. Gioca a destra, sfonda il pallone di Giovanni, bene il 7 che calcia verso la porta con la mano aperta, dice no Pisciotta. Tocco morbido, occhio alla conclusione con il mancino, occasione per Firetto. Sabato ha invece debuttato Antonio Russo, tra l'altro da ricordare con il rigore parato. Intanto qui non c'è il fuorigioco, c'è la parata in qualche modo di Martino. Caruso col petto, appoggia al compagno, poi occhio ad Anania all'interno dell'area, mette dietro, la conclusione è il gol di Billeci, il poker dell'Athletic Club Palermo in ripartenza, la rete del +3. Anania Serza prova ad andare in mezzo al campo, Billeci all'opzione viola, vicino, prova invece il tentativo verso la Fiura che punta l'avversario con il mancino, Pisciotta. Mi prende già mezzo metro l'avversario. Pallone messo verso il secondo palo, Fiore ribadisce in mezzo, c'è Caruso, la parata di Pisciotta, lo Sport Palermo che tenta la conclusione con Perez, deviazione è ancora buona, pallone messo in mezzo, occasione pazzesca, Trapani la spara fuori. Il recupero prossimo all'esaurirsi e infatti è così, finisce la partita 4-1 per l'Athletic Club Palermo. Finisce così, terza vittoria consecutiva, 4-1. Da Filippo Di Lorenzo è tutto, appuntamento alla prossima.